Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Avrebbe intascato una tangente da 20.000 euro la funzionaria di Calabria Verde arrestata questa mattina nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari. In manette anche un agronomo di 60 anni. Dopo la disastrosa estate 2017, nel corso della quale la Calabria è stata funestata dagli incendi, si lavora per affrontare al meglio un'altra eventuale emergenza. Vertice in prefettura questa mattina a Cosenza, nel corso del quale la Regione si è impegnata ad approvare un piano di contrasto al fenomeno entro il 30 aprile. Limbadi e Platì, gli ultimi comuni in ordine di tempo sciolti in Calabria. La regione vanta una media impressionante, 15 municipi in poco più di 16 mesi. Sanità nel mirino a Reggio e Locri dalle assunzioni non regolari che avverrebbero attraverso graduatorie non idonee ai dubbi per l'espletamento di un concorso per dirigente medico. 4 cantieri sospesi nell'ambito dell'operazione dei Carabinieri del Vibonese per combattere il fenomeno del lavoro irregolare, 12 titolari di azienda denunciati. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in primo piano, una dirigente di Calabria Verde e un agronomo arrestati nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Castrovillari. La donna avrebbe intascato una tangente da 20.000 euro. Ci racconta tutto Isabella Roccamo, sentiamo. Il blitz dei carabinieri forestali è scattato questa mattina. Nel mirino ancora una volta Calabria Verde. I militari hanno perquisito a Catanzaro gli uffici dell'ente Naus della Regione Calabria nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Castrovillari che ha portato all'arresto di un dirigente dello stesso ente, Antonella Caruso, di 53 anni, e di un agronomo, Salvatore Procopio, 60 anni, accusati di concussione. Per i due sono stati disposti domiciliari. Ecco i carabinieri mentre portano via 2 computer. Il loro contenuto adesso è al vaglio degli inquirenti. La vicenda riguarda una presunta tangente da 20.000 euro per il rilascio di un'autorizzazione boschiva. Come ha spiegato il procuratore Facciolli incontrando a Cosenza i giornalisti nella sede del reparto Parco Nazionale della Sila, un imprenditore, Antonio Spadafora, attualmente detenuto perché coinvolto nell'inchiesta Stige della DDA, negli anni scorsi si era già aggiudicato gli appalti per effettuare il taglio in alcuni boschi della Sila, ma i lavori erano stati fermati. L'uomo sarebbe stato così avvicinato perché la pratica si poteva sbloccare, ma era necessario pagare. Procopio avrebbe fatto da tramite per la richiesta e il pagamento della tangente, mentre i soldi li avrebbe intascati la funzionaria di Calabria Verde, e nell'ottobre dello scorso anno gli inquirenti hanno documentato il passaggio di denaro avvenuto in una zona del comune di Longobucco. Antonella Caruso è anche tra le 9 persone rinviate a giudizio per i tagli boschivi irregolari di Bocchigliero, tra le quali c'è anche il capo di gabinetto della regione Gaetano Pignanelli. Quella di oggi, ha sottolineato ancora Facciolla, è un segmento dell'inchiesta che riguarda Calabria Verde particolarmente importante. Mette il dito nella piaga del problema collegato alla gestione dei tagli dei boschi e collegato forse anche agli incendi e alla gestione di tutto quello che succede poi con gli incendi estivi. E le indagini che hanno portato agli arresti odierni documentano tra l'altro la gestione dei tagli e l'affidamento degli appalti. C'è un problema culturale, proprio di mancanza totale di rispetto del territorio, rispetto di quello che è la natura, il nostro patrimonio, e però c'è un problema profondo di crisi proprio a livello politico istituzionale. Quindi è ora che cominciano a svegliarsi e a capire che bisogna fare le cose sul serio, cominciare a rimuovere, ad allontanare, a sospendere, a spostare ad altri servizi chi rimane nelle maglie della giustizia, e rimane evidentemente non perché scegliamo chi mettere e chi non mettere, ma perché evidentemente ci sono elementi molto gravi. Intanto arriva la precisazione del commissario di Calabria Verde Aloisio Marieggiò, il quale sottolinea che erano mesi che la direzione dell'ente non aveva alcun rapporto con la funzionaria arrestata stamattina per concussione. L'estate 2017 sarà ricordato come un anno terribile per l'emergenza incendi e per la siccità. Ebbene, con qualche mese di anticipo si lavora per tentare di limitare i danni per la prossima stagione, di affrontare al meglio questa stagione e soprattutto evitare l'emergenza di incendi e studiare soluzioni per un'eventuale siccità. Un vertice in prefettura a Cosenza, regione che si è impegnata a rivedere il piano che approderà in giunta entro il 30 aprile. Sentiamo.
Le immagini delle fiamme della Calabria in cenere, viva nella memoria dei prefetti chiamati lo scorso anno a fronteggiare l'emergenza incendi e l'emergenza siccità. Quest'anno si gioca d'anticipo, stamattina riunione in prefettura a Cosenza. Intesa con il prefetto di Catanzaro abbiamo ritenuto di doverci incontrare con tutti gli attori istituzionali in questa sede, la sede di Cosenza, che tra l'altro è la provincia che è stata maggiormente interessata dagli incendi, e partiamo da qui per una serie anche di ulteriori incontri istituzionali. Mai come questa volta questa riunione ha un valore concreto, essenziale, perché senza voler entrare a gamba tesa nelle competenze di nessuno, è importante portare a casa un risultato. I 5 prefetti calabresi hanno rilevato le criticità sperimentate nell'estate 2017 nel piano della regione, a partire dai mancati accordi con i vigili del fuoco e la protezione civile. Quest'anno dunque si deve cambiare registro e ridefinire i ruoli. Regioni ed enti locali, è stato ribadito, hanno il compito di programmare, le prefetture di gestire le emergenze, a recepire le istanze dei prefetti. Il dirigente della regione Domenico Pallaria, il quale ha rassicurato sulla revisione del piano e ha affermato che lo stesso approderà in giunta il 30 aprile. Lunedì prossimo Pallaria ha annunciato una riunione con protezione civile, sindaci e vigili del fuoco presso la cittadella. Nel corso dell'incontro evidenziate le difficoltà legate agli operai forestali, blocco del turnover per Calabria Verde che ha sempre meno personale. Nel 2023 l'allarme lanciato: saranno tutti in pensione. Apriamo la pagina relativa alla sanità, cominciamo dalle assunzioni non regolari e i dubbi sull'espletamento di un concorso per dirigente medico. Sanità nella bufera a Reggio Calabria e Locri. Decadenza graduatoria, un optional per il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, un tempo chiamato Riuniti. E a proposito di riunione, nella gestione di assunzioni di personale, le graduatorie venivano utilizzate secondo il principio della continuità, quindi non considerando la scadenza delle stesse, con effetti quantomeno di privilegio per alcuni soggetti assunti dopo anni da precari. Situazioni paradossali, individuabili in condotte non consone, con concorsi annunciati, anzi banditi ed annullati, e con assunzioni basate su documenti interni e non attraverso, come avrebbe dovuto essere, nuove selezioni pubbliche. Si dirà: dal 2003 esiste la regola della proroga delle graduatorie, vero, ma questa regola non vale per le aziende sanitarie locali. Insomma, un bel pasticcio, e un bel pasticcio sarebbe anche la nomina del primario di pneumologia dell'ospedale di Locri Calabrò e la formalizzazione di altri incarichi a lui conferiti secondo procedure non regolari. Un'inchiesta con più ipotesi di reato, ci sono state anche denunce da parte di alcune forze sindacali, è stata chiusa dalla procura di Locri. Ora si attendono le determinazioni del pubblico ministero titolare dell'indagine e le eventuali memorie difensive che gli indagati, sono 7, potranno presentare entro 20 giorni dalla data di notifica dell'atto di chiusura di indagini. Sotto inchiesta sono, oltre a Calabrò, i manager Brancati, Mesiti, Tripodi, Forte e i componenti dell'ufficio tecnico che deve dare delle indicazioni in merito proprio ai contenuti delle consulenze, Giugno e Nasso. Restiamo a Reggio Calabria e Locri per una buona notizia che riguarda la sanità e invece una che desta qualche sospetto. Intanto a Reggio Calabria è stato impiantato per la prima volta nella cardiochirurgia un moderno dispositivo che è chiamato ECMO per il trattamento di una paziente che era affetta da miocardite fulminante. Lo ha reso noto la direzione sanitaria. Sono trascorse 3 settimane dalla dimissione di una giovane donna che era stata colpita da questa miocardite, ricoverata d'urgenza nel centro cuore per uno shock cardiogeno. La donna era stata ricoverata in condizioni disperate nel mese di febbraio dopo essere stata colpita da un malore che derivava da uno stato influenzale che aveva compromesso gravemente il suo cuore. Ha subito questo intervento e adesso è stata dimessa. L'altra notizia, quella cattiva, quella sospetta, arriva dagli uffici dell'ASP di Locri, che sono siti nell'ospedale di Locri, che è stato trovato allagato. Allagati gli uffici amministrativi di Locri dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, ubicati all'interno di uno degli edifici dell'ospedale cittadino. A darne notizia un comunicato della direzione generale dell'ASP Regina.
L'azienda sanitaria parla di un increscioso e gravissimo episodio, verosimilmente messo in opera la nottata o serata di ieri. Secondo i primi rilievi tecnici, infatti, l'allagamento sarebbe di chiara matrice dolosa. Sul posto, allertati dagli uffici competenti, sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Agli stessi uffici è stato dato mandato da parte della direzione strategica di relazionare accuratamente in merito al fine di disporre di quanti più elementi possibili per ogni necessaria valutazione da fornire al prefetto di Reggio Calabria e alla magistratura. Restiamo alla sanità, andiamo a Gioia Tauro, ci sono delle perplessità, delle paure, dei timori per quanto riguarda il reparto di radiologia e il laboratorio di analisi, sentiamo. Parlare di sanità in Calabria diventa sempre più difficile se poi questo si circoscrive alla piana di Gioia Tauro, perché lo smantellamento di quello che dovrebbe essere un presupposto di un paese civile, una sanità pubblica per tutti e che funzioni a dovere, nella piana è un'utopia, un sogno per tanti cittadini. Il lento sgretolamento di quel che resta in piedi questa volta tocca all'ospedale di Gioia Tauro, il Giovanni XXIII. Ad essere smantellato è il servizio di radiologia unitamente al laboratorio di analisi. Almeno queste sono le voci ufficiose che ormai circolano da qualche giorno, ma ancora non confermate. Questi due servizi, da quanto si apprende, dovrebbero essere accorpati all'ospedale di Polistena, ossia al Santa Maria degli Ungheresi. Il problema principale sembra essere legato ad una carenza organizzativa che persiste ormai da tempo nell'ospedale di Gioia. Non ci sono medici e manca il servizio di reperibilità. In queste condizioni diventa impossibile gestire le emergenze e urgenze durante le ore notturne o i festivi, e così il pronto soccorso del Giovanni XXIII, anziché luogo di riferimento per il territorio, rischia seriamente di essere declassato a punto di primo intervento. Sulla questione lancia l'allarme l'ex consigliere comunale Nicola Zagarella, responsabile del movimento politico-culturale Città Vivibile. Qualora fosse confermato, si tratterebbe di una decisione di una gravità che non può certamente passare inosservata. A questo punto i cittadini di Gioia Tauro, sostiene ancora Zagarella, sono chiamati a mobilitarsi a fianco di un comitato che denunci alla magistratura gli autori di questo scempio. Comuni commissariati per mafia, il record è calabrese, in un anno sono stati sciolti 15 consigli comunali, a Platì in 15 anni il Consiglio dei Ministri è intervenuto 4 volte licenziando gli amministratori. Sentiamo. Nel 2017 la Calabria è stata la regione italiana con il maggior numero di consigli comunali sciolti per mafia, ben 12. Altri 3 si sono aggiunti in questi primi mesi del 2018. In tutto, in meno di un anno e mezzo, sono 15 i municipi in cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di mandare a casa gli amministratori con il sospetto che le attività di gestione della cosa pubblica fossero condizionate dalla criminalità. Dal 1991 al 2018 nella nostra regione sono stati 103 i comuni sciolti per mafia. La Calabria, dopo la Campania, è la seconda regione italiana dove il fenomeno è più diffuso e la risposta dello Stato altrettanto serrata. È cronaca di ieri lo scioglimento, su proposta del ministro dell'Interno Marco Minniti, dei comuni di Platì, provincia di Reggio Calabria, e di Limbadi nel Vibonese. Su Platì l'attenzione è costante, infatti in 15 anni è la 4ª volta che il comune viene sciolto per infiltrazioni mafiose. In pratica, in 3 lustri non si è riusciti a completare una legislatura. Limbadi è il centro del Vibonese dove l''ndrangheta, con un'azione militare, ha fatto saltare in aria l'auto di Matteo Vinci. Braccio di ferro tra legalità e illegalità, pezzi di territorio in cui l'arrivo dei commissari consente lo svolgimento dei servizi primari. Una storia infinita e uguale a se stessa, una Calabria che in alcune zone sembra prigioniera e senza futuro. 4 cantieri sospesi nell'ambito dell'operazione dei Carabinieri nel Vibonese per combattere il lavoro nero e ci sono 12 totali di azienda che sono stati denunciati. Complice anche la crisi che ha avuto un forte effetto sull'edilizia, il settore vede molte aziende ricorrere massicciamente al lavoro irregolare e ridurre notevolmente gli investimenti sulla sicurezza sul lavoro, lasciando i lavoratori in molti casi privi delle obbligatorie coperture previdenziali, assistenziali e sanitarie. Il fenomeno, che ha anche conseguenze rilevanti sul sistema della corretta concorrenza, mettendo fuori mercato le aziende che operano nella legalità, vede i carabinieri impegnati in prima linea al suo contrasto. Da qui la vasta attività ispettiva disposta dai militari
nel settore dei cantieri edili è finalizzata al contrasto del lavoro nero ed alla verifica della corretta applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, spesso alla base delle troppe morti bianche. E così l'ampia azione svolta in questi giorni, pianificata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Roma con quello interregionale di Napoli e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia, ha visto attivi i militari del nucleo operativo del gruppo tutela del lavoro di Napoli, supportati dai colleghi delle stazioni carabinieri di Pizzo, Spining, Ambriatico, Ioppolo e Tropea. Hanno attuato controlli a tappeto in diversi cantieri del Vibonese per l'emersione del lavoro nero ed il contrasto alle morti bianche. I controlli sono stati effettuati prevalentemente sui cantieri presenti lungo la fascia costiera ed in particolare nei comuni di Pizzo, Tropea, Ambriatico, Ricadi, ovvero l'area turistica di Capo Vaticano e Ioppolo. 12 titolari di aziende denunciate, 18 lavoratori in nero scoperti con conseguenti sanzioni amministrative per un importo di 54.000 euro, diverse le violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro per un importo di 102.000 euro. 4 cantieri sono stati invece completamente sospesi per aver impiegato manodopera in nero. Altre notizie, i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Trovato in possesso di circa 1 chilo di marijuana, un 35enne calabrese con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri a Policoro in provincia di Matera. La droga è stata scoperta all'interno dell'automobile dell'uomo, fermato durante i controlli effettuati dai militari lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri forestali nel corso di un controllo a Crucoli nel Crotonese hanno accertato il taglio di un bosco nei pressi della 106 Ionica. Dagli accertamenti avviati è emerso che il proprietario del terreno, un uomo del Rossanese di 43 anni, non aveva alcuna autorizzazione per le lavorazioni effettuate ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica per l'estirpazione del bosco. L'area è stata sequestrata. L'intervento dei militari della stazione di Ciro ha impedito che venissero abbattuti ulteriori alberi. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri di Crotone nell'ambito delle indagini sul furto dei trattori rubati al comune di Isola Caporizzuto. I mezzi agricoli ritrovati dai militari in un capannone a Scandale. L'uomo, finito in carcere, è stato trovato in possesso di un fucile calibro 12 con il numero di matricola punzonato. Cocaina e cartucce sepolti in un terreno. I carabinieri di Rocca di Neto nel Crotonese hanno arrestato un agricoltore di 41 anni. I militari nel corso di un controllo hanno scoperto armi e stupefacenti. All'uomo sono stati concessi domiciliari. E un anziano è morto di 81 anni, Antonio Belmonte, in un incidente stradale che è avvenuto sulla strada statale 283 delle Terme Luigiane, località Caselle, nel comune di Tarsia. L'uomo era alla guida della sua motoape che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un furgone condotto da un altro uomo. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio 118 e i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano che hanno effettuato i rilievi e anche gli operatori dell'ANAS. E adesso parliamo invece di una commissione sport regionale che si è insediata ufficialmente a Catanzaro. L'obiettivo è la programmazione di risorse e anche eventi. Un momento importante per il mondo dello sport calabrese. Dopo anni di attese, l'insediamento della commissione regionale nella sede della cittadella a Catanzaro, il via ufficiale. Della commissione fanno parte rappresentanti di diverse realtà istituzionali e sportive della regione. Obiettivo: lavorare in sinergia affinché lo sport possa tornare ad essere fattore di coesione sociale e di crescita culturale. Una data storica perché è la prima volta che succede che finalmente si insedia una commissione dove anche le componenti del mondo sportivo possono dire la loro parola nel momento della distribuzione dei soldini, cioè tutto quello che praticamente serve poi per l'attività agonistica. E poi anche dal punto di vista della programmazione futura per quanto riguarda gli eventi. Un programma che coinvolge anche il mondo della scuola e che terrà conto dello sport e dell'impiantistica sportiva negli istituti scolastici con l'abbattimento delle barriere architettoniche. La giornata di oggi credo che sia il presupposto davvero per fare una programmazione forte sul territorio regionale, quindi per la prima volta auspico io che queste istituzioni, il mondo scuola, Regione Calabria e tutti gli altri enti coinvolti possano fare davvero una rete forte
perché guardiamo, noi fino ad oggi l'abbiamo fatto, come ha detto giustamente lei, all'attenzione dei bambini, degli alunni, perché vogliamo proporre sempre attività sportiva. Un programma che metterà in campo significativi investimenti anche per l'impiantistica sportiva. Già c'è stato un impegno da parte della Regione, abbiamo messo un capitolo di bilancio sullo sport, circa 600.000 euro, 1,5 milioni per l'impiantistica sportiva e circa 18 milioni è pronto un bando per quanto riguarda l'impiantistica dal patto per la Calabria, quindi tutte queste sinergie, la Commissione, gli investimenti che la Regione ha fatto e ha intenzione di fare, secondo me possono produrre una nuova programmazione importante per la Calabria nello sport. Parliamo di sicurezza stradale perché il 3 e 4 maggio prossimo Cosenza ospiterà la seconda edizione del campus dedicato proprio alla sicurezza stradale. Il 3 e 4 maggio prossimi a Cosenza, la città dei ragazzi ospiterà la seconda edizione del Campus della Sicurezza Stradale, un evento che lo scorso anno si è tenuto a San Lucido il 29 aprile per ricordare l'anniversario della tragica scomparsa di 3 giovani ragazze. L'obiettivo del campus è quello di diffondere il più possibile la cultura della sicurezza stradale a tutte le fasce d'età, operando in sinergia con le istituzioni e fornendo le giuste sollecitazioni e gli utili supporti per migliorare la sicurezza. Noi avremo 30 experience point, quindi 30 punti dove ci saranno dei formatori divisi per settore, dalla Polizia di Stato con appunto la competenza della Polizia Stradale che avrà il pullman azzurro, la Lamborghini, poi c'è un simulatore che simula il ribaltamento del veicolo e quello è fondamentale per far capire l'importanza delle cinture e al contempo far capire come uscire dalla macchina nel momento in cui io ho la cintura attaccata, mi trovo ribaltato per evitare conseguenze fisiche in seguito a un incidente appunto. Quindi ci sono questi 30 punti che saranno esperienziali perché noi crediamo che sia importante far toccare con mano alcuni aspetti della sicurezza stradale. Il coinvolgimento è l'arma più importante, tanti enti insieme alle istituzioni con le scuole, questo è il messaggio che noi come istituzioni vogliamo dare ai cittadini di tutte le età, perché si parte dalla scuola per iniziare un percorso culturale, ma è il messaggio che deve arrivare anche ai più grandi. Vediamo adesso le previsioni del tempo per le prossime ore. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. La figura anticiclonica che ci sta interessando in questa settimana regge ancora bene sul nostro territorio. Da sud, tuttavia, un minimo depressionario centrato sulla Tunisia tende a convogliare della nuvolosità sulla Sicilia con possibili piogge sparse e sulla Calabria senza fenomeni significativi. Passeremo quindi ad una fase meteo più variabile in vista del fine settimana. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nuvolosità variabili su tutta la regione con addensamenti cumuliformi sui rilievi, più intensi dal pomeriggio, associati a possibili piogge. Temperatura stazionaria. Passiamo ai mari e venti. Domani venti ovunque dai quadranti orientali, tra deboli e moderati, con mare molto mosso il settore ionico-reggino, mosso quello catanzarese e basso crotonese, poco mosso su crotonese e settore cosentino, il Tirreno si presenterà poco mosso, localmente mosso il settore settentrionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.